proprio in questo istante Giovinco batte il primo pallone all'indietro per Lorenzini, lo scambio per Francesco Lodi, sfera che avanza dalle parti invece della possibilità di Gonzales di amministrare con uno stop di petto il servizio, poi all'indirizzo indietro per linee orizzontali da parte di Bruno, spedito fuori il pallone. Partita iniziata da 20 secondi e vediamo anche di comprendere lo schieramento tattico della Trapani, che vede per l'appunto questi tre difensori centrali e poi la posizione di Giuffrida, che mi pare una posizione di play basso, Ti confermo, di Angelo, che compagni di squadra. Che il Trapani si schiera col 3-5-2, ha rispolverato Giuffrida, che è un giocatore di grandissima esperienza, un 85 per la categoria, sicuramente è stato uno dei migliori interpreti in questo ruolo, è un catanese pure lui, catanesissimo, ex Giarra, ex Adrano, insomma ha girato tantissimo, ha fatto la C anche a Messina, quindi giocatore sicuramente di grandissima esperienza. Mascari e Catania sono i due attaccanti, i due interni di centrocampo, Kosovan e Gangemi, due giocatori, uno di grande inserimento, uno di grande tecnica. L'argentino Gonzales, adesso servizio poi per Pane Bianco che si muove sul settore di sinistra, lo avevamo disegnato bene per l'appunto a sinistra, anche se la distinta che c'era giunta dalla comunicazione ufficiale ci lo portavano invece schierato sull'out di destra del campo. Pane Bianco rimette con le mani il pallone nuovamente in gioco, intercetta Rapisarda. Probabilmente, così come ci dicono anche i trascorsi non soltanto dalle squadre ma gli ultimi del Trapani, primi 45 minuti sono partite che si svolgono a un ritmo lento. Oggi ovviamente anche la temperatura possa dare probabilmente una decelerata ulteriore a quella che è la velocità di esecuzione della manovra. Si vedremo con quale atteggiamento il Trapani andrà a incontrare il Catania, soprattutto nella fase di non possesso. Vedremo se andranno a pressare alti o aspetteranno il Catania nella propria metà campo. Ancora siamo nelle prime battute. Ha provato Russotto sull'auto di sinistra del campo, Gonzales non riesce ad agganciare il pallone, si perde cost to cost sul lato corto, la rimessa con le mani per Palermo, poi Francesco Lodi prova a mettere la sfera sullo spazio, non lo segue Palermo, non lo segue Rapisarda, segue invece tutto quanto Pane Bianco, che controlla che il pallone si perda oltre la linea del fondo e pertanto Summa, divisa arancione, pantaloncini e calzettoni arancioni per l'estremo difensore della Trapani, servizio però scadente nella misura in cui il pallone si perde oltre la linea dell'auto, non riescono a manovrare i giocatori della Trapani, pressing molto alto della Catania. Poi Rapisarda, servizio all'indietro con possibilità di ripartire nuovamente dall'out di destra per quanto riguarda il fronte offensivo della formazione rossa-azzurra. È stato Castellini a giocare adesso, pallone che si sviluppa sull'altro fronte del campo. Andrea Russotto, servizio per Vitale, non si chiude la triangolazione, capiscono tutto lì in mezzo al campo con Cangemi. Slot sul versante di destra, poi pallone per Giuffrida, gioco fermo, posizione irregolare. Si riprenderà quindi a giocare con un calcio di punizione a favore del Catania. La partita è iniziata a 3 minuti e mezzo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Si riparte Alessio Castellini, poi Rapisarda, Lorenzini chiama il pallone all'indietro, servizio per l'estremo difensore della Catania, serve con i piedi al capitano della linea difensiva rossa-azzurra, da Betters a Lorenzini che avanza palla al piede, rinunciano al pressing giocatori del Trapani, con invece la possibilità di Giovinco di muoversi lungo la versante di sinistra. Viene braccato in più di una circostanza da Carboni, chiuso nel momento della girata del tiro. C'è una rimessa con le mani affidata al Catania, qualche piccola scintilla con l'attaccante della formazione rossazzurra. E il fatto di aspettare molto la squadra avversaria è una delle principali caratteristiche del tecnico Torrisi, che l'anno scorso a Paternò, li ho visti giocare parecchie volte, aspettavano sempre le squadre avversarie dietro la loro metà campo per poi andarle a prendere basse per ripartire velocemente con giocatori con grande velocità. E stessa cosa sta facendo adesso aspettando il Catania.
Mi pare che però non mi sembra che lì davanti ci siano fulmini di guerra per quello che riguarda l'attualità del Trapani, anche se bisogna dire che Mascari è un giocatore che Mascari è un giocatore sta molto inanellando una serie di potente, gol. molto potente, molto forte di testa, molto fisico, bravissimo in acrobazia. L'anno scorso ha fatto la migliore stagione nel Paternò, è andato in doppia cifra, è un ex anche delle giovanili del Catania. Sì, Giocatore che è esploso proprio l'anno scorso e quest'anno ha avuto questa grande opportunità di vestire questa gloriosa maglia. che nelle ultime settimane di questo campionato, nell'ultimo scorcio di questo torneo, si è ritrovato. Nel frattempo il gioco è fermo per la concessione di un calcio di punizione a favore del Catania. Sono trascorsi 40 secondi dal momento in cui l'arbitro aveva fischiato il calcio di punizione. Sembra che tutto vada a rallentatore. Ovviamente il Catania non ha interesse ad accelerare il ritmo della partita. Il Trapani, per come lo hai ovviamente disegnato giustamente tu, Carlo, in questa fase preferisce aspettare la formazione rossazzurra, ma questa è la posizione, la mattonella per il sinistro di Francesco Lodi. Siamo 9 metri e 50. Credo calcerà Giovinco. Però calcia Giovinco, cede il posto e Giovinco la mette davvero di pochissimo a destra rispetto alla porta difesa da Summa. Giovinco vede il pallone che poi nel tocco a giro esce fuori davvero di pochissimo. La finta di Lodi, il destro di Giovinco che la piazza particolarmente bene e si perde davvero di pochissimo fuori, mani in faccia per l'attaccante della formazione rossazzurra. Sarao lotta tra due avversari, Giovinco da sinistra si sposta a destra, ferma ancora una volta il gioco il direttore di gara, altro calcio di punizione, non apprezza il pubblico di fede trapanese, ma così è. E ancora una volta da una posizione sostanzialmente speculare, ma sull'altro fronte rispetto al terreno di gioco. Qui potrebbe essere la postazione per il sinistro di Francesco Lodi. L'ho battuto Giovinco col destro, ma ci trovavamo dall'altra parte della lunetta che delimita l'area di rigore. Questa è la mattonella di Lodi, anche se non è detto che andrà a cercare la 7 di destra rispetto alla porta difesa da Summa, anche se la posizione è invitante e la barriera 2 forse non gli permette di pensare approfonditamente a un tiro che si vada a imbucare all'incrocio dei pali. La rincorsa da parte di Francesco Lodi, barriera troppo vicina, sbattuto comunque, chiedeva il rispetto della distanza. L'arbitro ha detto a Lodi di battere sempre e comunque. Giovinco perde un pallone, un duello, siamo in 3 contro 3. Il Trapani, la ripartenza sul fronte offensivo di destra con Colso va praticamente a cercare l'incursione ancora una volta su quel corridoio, prova poi ancora un'incursione. Giovinco tra due avversari non riesce a toccare bene il pallone, sbaglia ancora una volta Giovinco, poi Trapani contra in area e segna il gol. Errore incredibile da parte di Giovinco e il gol di Catania che realizza il gol dell'1-0. Abbiamo qua sotto la nostra postazione una grandissima tifoseria del giovane Catania che va proprio a festeggiare sotto la nostra postazione, ma erroraccio, 2 errori di Giovinco, uno dopo l'altro, e poi Catania che non è riuscito, il Catania che non è riuscito ad arginare, ma un altro Catania che si chiama Francesco Catania. Guardate Giovinco come poi va a servire gli avversari, si ferma il gioco del Catania per qualche istante, la finta proprio di Francesco Catania e lì lo lasciano davvero entrare facile. Si è vista un po' tutta la differenza di passo tra Catania e Lorenzini, che ha boccato alla prima finta di Catania, è andato a cercare di intervenire, si è fatto saltare in velocità e Catania ha fatto un bel gol, un diagonale di destro imprendibile per Beters. Diciamo che tutto nasce da 2 errori di Giovinco, il primo che ha concesso il primo servizio al Trapani di avanzare di 15 metri, poi ancora Giovinco in mezzo al campo perde un pallone, lo gira nel mucchio, ma lì non ci sono maglie rossazzurre, si ferma per un attimo
il Catania pensando che l'arbitro possa fischiare per un fallo sull'attaccante della formazione rossazzurra, cosa che non c'era, e adesso anche possibilità per Mascari di dissetarsi e recuperare dopo una botta ricevuta, nulla di grave comunque per il numero 19 della formazione del Trapani. Trapani che è arrivato in vantaggio, è giunto il vantaggio della formazione di casa al minuto 8 del primo tempo. Il gol di Catania e l'errore della formazione rossazzurra. Russotto prova adesso a svegliare la gara, il match alla Pisarda per chiudere su di lui Panebianco. Castellini non commette fallo secondo l'indirizzo del direttore di gara, molto English la direzione dell'arbitro, prosiede più volte anche sullo stesso fallo che avrebbe voluto fischiato Giovinco in mezzo al campo. L'arbitro lascia correre Russotto. Giovinco adesso si è spostato sul versante di destra, Rapisarda va a marcarlo stretto Panebianco. Lodi perde il passo, può approfittarne proprio Panebianco lì in mezzo al cerchio di centrocampo tra due avversari. Palermo, Kossovan sul fronte di sinistra, ancora una volta prova Panebianco. Rizzo gli ruba il tempo, il pallone, ma la sfera si è persa nel frattempo fuori. Si riprenderà a giocare con una rimessa con le mani a favore del Trapani. Trapani che, ricordiamolo, all'8° minuto è arrivato al gol in un momento ancora di studio della partita. Incursione da parte di Catania all'interno dell'area di rigore, dormita generale da parte dell'intero impianto difensivo. Lorenzini si è fatto superare dal doppio passo, mentre vedete qui l'avanzata di Palermo e il fallo subito dal giocatore con la fascia numero 23, mentre rivediamo le immagini del gol e guardate come ovviamente Francesco Catania va a ringraziare il tecnico dalla panchina per la fiducia che gli ha accordato del farlo giocare titolare dal primo minuto. Il Catania è sotto di un gol e non è una cosa ordinaria che all'8° minuto il Catania vada sotto. E Marco Carli ce lo può raccontare da bordo campo. Quarto errore da parte di Giovinco nel frattempo. Sì, a bordo campo ovviamente hai già commentato tu l'esultanza della panchina del Trapani. Per loro sappiamo, per i Granata sappiamo un risultato importantissimo, quello che sta maturando fino ad ora al provinciale. Indicazioni, prima dei gol, tante indicazioni erano arrivate proprio per l'autore della rete, Catania. Alfio Torrisi gli ha detto spesso continua a girare attorno a Mascari per prendere posizione e poi poterti inserire. Dall'altra parte invece spesso e volentieri Ferraro ha chiesto di servire Rapisarda, che gode di una certa libertà perché Panebianco si stringe, non molto servito fino ad ora. Insomma, questo ha fatto arrabbiare Ferraro fino al gol del Trapani. A te. Diciamo che ci sono giornate dove tutto funziona, altre invece dove tutto si spegne. Speriamo che cambi un po' l'inerzia del fronte offensivo della Catania. Nel frattempo Giovinco si è spostato dal versante di sinistra, un po' più in posizione centrale, adesso collocato a destra. Russotto è venuto a dare una mano, il gioco però è fermo. Stiamo rivedendo dalle immagini il disimpegno in fase difensiva e poi il fallo subito, l'incursione da parte di Castellini, e qui ne è venuto fuori il fallo e gioco ancora fermo. Viene chiesto l'intervento da parte dei sanitari del Trapani, dal medico sociale al massaggiatore. Si tratta di Gangemi che è rimasto dolorante per terra. Sarao parla però con direttore di gara, partita che rimane ferma. Abbiamo parlato di temperature alte, già c'è chi si disseta dalle parti delle panchine. Sì, il ritmo è chiaro che il Trapani non ha nessun interesse
a forzare ad alzare i ritmi, si sono messi lì dietro ad aspettarli e non sta trovando in questo momento il buco giusto il Catania, sta cercando di servire parecchio Giovinco, ma è sempre messo con una postura sbagliata, riceve sempre di spalle e si è fatto anticipare più volte, rubare palla e sono ripartiti. In una di queste occasioni è stata letale per il Catania. Si è rialzato nel frattempo l'ucraino Kosovan, nessun grave infortunio per il giocatore con la maglia numero 32, si può riprendere quindi a giocare con un calcio di punizione a favore del Trapani, lo batte Summa, partita che ha cambiato il risultato all'8° minuto. Nel frattempo ritorna in campo a disposizione delle disposizioni del direttore di gara Kosovan, che chiede di poter entrare in campo. L'arbitro fa finta di non vederlo, soltanto adesso lo autorizza dopo che il pallone è transitato dalle parti di Beters, che fa un dribbling con i piedi, mette in difficoltà per un attimo i compagni di squadra. Dalle retrovie arriva l'argentino Gonzalez, lo stop di petto troppo lungo, il campo è finito, la rimessa con le mani da parte di Rapisarda. Movimento come al solito di Manuel Sarao, che gravita dalle parti di Gonzalez, da quelle di De Pace, che rimane il difensore centrale. Carboni si è spostato, il capitano, leggermente sul fianco di destra. Giovinco, Rapisarda, si fa vedere Palermo, marcato duro con Kosovan, all'indietro per Lorenzini, c'era Mascari sulla traiettoria del pallone e adesso si parte invece sul versante di destra. Andrea Russotto prova un colpo di tacco, preferisce poi andare verso Lorenzini, scarica su Beters, all'indietro con i piedi ancora dalle parti di Lorenzini, impreparato all'avanzata di Catania. Lorenzini che poi sbaglia, Francesco Lori chiama la giocata con le mani, ma Kosovan avanza, palla al piede, l'arbitro non se ne accorge ancora una volta. Attenzione perché c'è il Trapani all'interno dell'area di rigore, il primo tentativo di assalto, chiamati a ripiegare, si fa vedere anche Vitale, marcare l'uomo, poi Carboni spioventa all'interno dell'area di rigore, la mette nuovamente al centro Mascari, poi la parata da parte di Beters, il gioco però nel frattempo è stato fermato dal direttore di gara e il Trapani quando accelera trova sicuramente spazi importanti. Stiamo riguardando proprio la giocata del capitano Carboni, lo spioventa all'interno della rigore, Mascari di testa la mette all'altezza del limite dell'area di porta, poi posizione comunque irregolare dopo la giocata, e Marco Carli che la vede da bordo campo ci può dare qualche indicazione in più. Intanto ti segnalo, Angelo, che siamo al 18°, già da 3 minuti si scaldano 4 giocatori del Catania, sono Forchignone, Pedicone, De Respinis e De Luca. Le indicazioni arrivano anche per Palermo, per dare una mano anche a Rapisarda dalla parte destra del campo, insomma cambiare opportunità per il Catania. Tante indicazioni anche per Giovinco per trovare la posizione più adatta, perché è sempre raddoppiato. Attenzione perché Kosovan fa tutto quanto da solo, non c'è fallo in seconda battuta, arriva Castellini, aveva superato facilmente i primi 2 ostacoli. Ripartenza del Catania con Palermo, lo scarico su Giovinco, Francesco Lodi a 5 metri di raggio, l'appoggio corto per Vitale, preferisce l'alleggerimento sulla versante di sinistra per Boccia, lo spioventa all'interno dell'area di rigore da parte del numero 2 della formazione rossazzurra, totalmente fuori misura. Pallone che spiove distante con Andrea Russotto che ha già provato a fare una giocata delle sue con la girata verso l'area di rigore, non è andata bene. Troppe leggerezze nella fase di possesso del Catania e proprio approfittando di queste leggerezze e superficialità il Trapani si è reso molto pericoloso e poteva raddoppiare poc'anzi, quindi ci vuole un atteggiamento diverso per cercare di andare a riequilibrare questa gara. Centrocampo, stavolta il fallo viene fischiato a Palermo. Kosovan
rimane ancora dolorante per Terra, sicuramente uno dei giocatori più tenaci del fronte lì in mezzo al campo. Guadagnato anche questo calcio di punizione, giocata per Pace, servizio per le corsie esterne, poi ritorna nuovamente a Giuffrida, lì in mezzo una serie di rimpalli. Vitale poi vince il duello, pallone che transita sotto i piedi di Francesco Lodi. C'è pane bianco sul versante di sinistra, pallone che spiove, si alza Castellini, ancora una volta il Trapani pericoloso perché Boccia non chiude in tempo utile. Fortunatamente il pallone si schianta tra i piedi di un avversario, Francesco Lodi mette la sfera in sicurezza di testa, girata verso Beters. Non ci sono problemi nella gestione di questo pallone, problemi invece nel tentativo di fare ripartire dopo il lungo rinvio da parte di Beters, la rincorsa da parte di Sarao e poi l'arbitro che ferma il gioco per comandare il calcio di punizione a favore del Trapani. Trapani che col minimo sforzo ha impegnato comunque 2 volte tutto l'impianto difensivo del Catania. Una volta è nato in gol, l'altra volta il Catania si è riuscito a salvare ad un passo dalla realizzazione per una posizione comunque regolare. Salta male stavolta il Trapani, lo stop per Pane Bianco, poi Mascari che si trovava pronto sul margine di sinistra rispetto al fronte offensivo. Si era fatto vedere Catania in una posizione diametralmente opposta. Russotto, Francesco Lodi, scambio con Palermo, 2 rimpalli, ricordiamo che il terreno di gioco è in sintetico. Ora Pisarda all'indietro, lungo e profondo, non ci sono però linee di comunicazione tra le varie batterie della formazione rossazzurra. Lorenzini, taglio alto per Giovinco, chiusura in prima battuta, arriva la Pisarda e ancora una volta troppo tagliato per Sarao, troppo profondo per Palermo. A sinistra non c'è nessuno perché Russotto non è andato a convergere all'interno dell'area di rigore e Rapisarda prova a dare le indicazioni che può ai compagni di squadra. Scuote la testa Francesco Lodi. E allora 2 sicuramente osservazioni, una che Giovinco non sta trovando i tempi giusti di inserimento, nella catena di destra non riesce quasi mai a essere efficace, e l'altra che sul cross di Rapisarda 2 uomini dentro area sono veramente pochi, quindi bisogna attaccare con più uomini la profondità e l'area avversaria. Palermo va a parlare con il direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare il calcio di punizione a favore del Catania. L'argentino Gonzalez nel frattempo si è appena rialzato da quel punto di battuta, andrà Francesco Lodi, Gonzalez che si rialza, Palermo che si distanzia dal direttore di gara, si fa vedere comunque dalle parti dell'arbitro anche Giuffrida che va a fare un po' da contrappeso rispetto alle proteste dei giocatori del Catania, mentre Marco Cardici nel frattempo cosa sta dicendo il tecnico del Trapani all'autore del gol, a Catania, che è stato chiamato vicino alla panchina non soltanto per rinfrescarsi. Francesco Lodi, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, messo al centro, poi non c'è posizione regolare, dice il guardaline. Carboni riesce a salvare all'interno dell'area di porta. Lorenzini aveva messo bene il pallone lì in mezzo, Francesco Lodi lo aveva calciato. Guardate l'arrivo di Lorenzini e poi il capitano del Trapani che riesce ad allontanare da una parte all'altra. Trapani che invece prova a partire con Catania che salta il primo avversario, lo segue Boccia, l'arbitro però correttamente dice che non ci sono falli nei suoi confronti. È stato bravissimo il numero 2 della formazione rossazzurra. La nostra amicizia contro ogni ingiustizia, trasferte libere, e lo striscione che arriva dalla curva dei tifosi del Trapani. Vi abbiamo parlato a lungo di questa diatriba che è nata, questo malcontento per non avere consentito ai tifosi del Catania organizzati il transito ritenuto pericoloso da Palermo
e questo secondo ovviamente le indicazioni, gli umori dei tifosi del Trapani e del Palermo avrebbe privato questa partita di una grande giornata di calcio. Giovinco arriva così e così, anche sul secondo pallone viene anticipato, poi lo rincorre Francesco Lodi sul disimpegno da parte di Kosovan, che mette al centro Russotto, posizione più centrale per il numero 7 della formazione rossazzurra, con Sarao, spalle alla porta, con Palermo, la giocata tra due uomini, poi arriva a Catania e poi innescare l'azione su Gangemi, apertura sul fronte di destra del campo, arrivano con gran carriera, la chiusura in scelta di tempo ottima da parte di Lorenzini, che aspetta l'arrivo dell'avversario e mette il pallone in profondità, consegnando comunque il calcio d'angolo alla formazione del Trapani. E questo è lo striscione che vi abbiamo raccontato prima, correttamente e tempestivamente inquadrato dalla nostra regia, da Cangemi a battere il calcio d'angolo, ovviamente tempi molto rallentati di esecuzione delle azioni. In fondo il Trapani può tirare un sospiro di sollievo per aver realizzato all'8° minuto nel corso di questo primo tempo il gol dell'1-0 con Francesco Catania. Adesso può battere anche questo calcio d'angolo, bandierina di destra, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore. Stava per saltare l'argentino Gonzales, può approfittarne la formazione rossazzurra. Russotto tra due avversari, fallo su di lui, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione, qualche scintilla con Sarao e con il capitano della Trapani Carboni. I due comunque poi si allontanano. Vitale può spaziare ma sbaglia il tempo e la misura, rimane troppo avanti rispetto alla posizione di Rapisarda, che dice al compagno di squadra di stare calmo, di mantenere la calma, di stare tranquillo. Provano ovviamente ad cambiare il gioco quelli della formazione rossa-azzurra. C'è il fallo di Rapisarda, stavolta su Mascari, l'arbitro si accorge di tutto, calcio di punizione. Kosovan batte il calcio di punizione. Quanti palloni gioca il centrocampista ucraino, Giocatore della tecnica sopraffina, probabilmente se avesse un altro carattere potrebbe giocare sicuramente in altre categorie. Vitale non si accorge per l'appunto dell'arrivo di Kosovan, in difficoltà per un attimo Boccia, poi sbagliano il tempo della giocata i giocatori del Trapani con Catania, mettono il pallone fuori, rifiata quindi la linea difensiva della Catania, la rimessa con le mani è proprio pannaggio della formazione rossazzurra. Russotto gioca per Castellini, può proseguire la manovra Rapisarda, che non trova il supporto dei compagni di squadra, fa tutto lui, dopodiché andremo nuovamente da Marco Carli in anticipo su Giovinco, che non si aspetta la chiamata del compagno di squadra, e Marco Carli che ci dice che aria si respira nella panchina del Catania e si sono pronti avvicendamenti. Come avevi notato tu, si chiede calma, no? E ordine Forse troppa però nel gioco. Sì, è vero, Rapisarda ha chiesto appunto calma poco fa, quando finalmente si è provato ad aprire il gioco verso di lui, però in quel caso Vitale ha sbagliato l'appoggio. Tante indicazioni sempre a Giovinco, anche da parte di Zeoli, che gli diceva stai ordinato, stiamo ordinati in campo, però muoviti per trovare velocemente la posizione, per liberarti alla marcatura, per andare a prendere il pallone. Giovinco gli ha risposto allargando le braccia. Insomma, a quel punto è arrivata l'esortazione di Zeoli per fare in modo che l'attaccante appunto potesse trovare quelle soluzioni più giuste che fino ad ora non sono arrivate. Dall'altra parte mi dicevi che cosa chiedeva a Catania, quello che ha fatto in questo momento, sto parlando Catania ovviamente del Trapani, cioè andarsi a prendere il pallone in mezzo al campo e poi scappare con velocità, come ha fatto qualche minuto fa, innescando un contropiede interessante. Torrisi chiede molto sia a Panebianco
che praticamente percorre tutta la fascia sinistra granata, sia, come hai notato tu prima, a Kosovan, che è il giocatore che praticamente cuce fra i due reparti, centrocampo e attacco. Abbiamo parlato proprio prima dell'inizio della partita della posizione di Pane Bianco, questo ragazzo che corre tantissimo e lo dimostra nonostante la temperatura non favorisca questi scatti e queste accelerazioni. Giovinco si gira tra due avversari, servizio per Lodi, stavolta è riuscito, poi slancio per Rapisarda all'interno dell'area di rigore, anticipato a Giovinco senza fallo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio comunque di punizione perché la Trapani ha perso il vantaggio sulla sfera. Si rialza Giovinco ma si riprenderà a giocare con un calcio di punizione. L'arbitro non aveva tempestivamente fischiato il fallo dell'attaccante della formazione rossa-azzurra, in quanto la sfera era ancora nella disponibilità del Trapani, perso il pallone, l'arbitro ha fermato il gioco. Adesso Summa chiede a tutti i suoi compagni di squadra di andare in profondità, poi preferisce invece l'appoggio torto per il capitano Carboni, mette una pallone praticamente in garanzia. Cangemi, spazio sull'auto di destra dove gioca Pipitone, non riesce però a sfondare, arriva tre persone e lo spiovente di Russotto tra due avversari. Palermo ancora una volta, però buona la giocata della Trapani, non altrettanto il fallo di Palermo sotto gli occhi del direttore di gara. Si rialza Cangemi, calcio di punizione per il Trapani e grande movimento nella panchina della formazione di casa e pubblico che ovviamente segue con grande attenzione l'evolversi di questa gara che è giunta alla mezz'ora, superata da 1 minuto e 35 secondi. Il risultato, ricordiamolo, è Trapani 1, Catania 0, Catania sotto dall'8° minuto nel corso di questo primo tempo, dall'inizio di questa partita. Finora Summa non ha toccato un pallone, il Catania non ha realizzato un tiro da gol. L'unica situazione pericolosa è avvenuta un minutino fa, quando sul filtrante di Lodi si è inserito bene Rapisarda, ha messo sta palla bene in mezzo e c'erano 4 giocatori del Catania, sono stati bravi difensori del Trapani. E poi il calcio di punizione è battuto da Giovinco. Proprio da Giovinco. Nel Trapani sicuramente il migliore in questo momento che sta dando fastidio al Catania è Catania, è proprio Catania che con la sua rapidità e velocità sta mettendo in grossa e seria difficoltà tutta la difesa del Catania. Sta giocando una grande partita di sacrificio Russotto. Il servizio per Lodi che sbaglia l'appoggio per Rapisarda, capiscono tutto, ritorna però il pallone nuovamente a Lodi, poi Boccia il controllo con il sinistro, la mette sbagliata però lì in mezzo sul primo pallone di ritorno. Russotto viene anticipato dal capitano Carboni, si va a vedere Mascari davanti, il duello con Lorenzini, si lotta a 3-2, la posizione comunque d'appartenenza da parte di Lorenzini, su questi palloni comunque ne sbaglia pochissimi, e così anche in questa circostanza Francesco Lodi vede Salao, una traiettoria libera per il goleador della formazione rossazzurra, lo scarico su Rapisarda, lo spiovente all'interno del rigore, arriva Vitale, va ad infrangere la corsa su cartelloni pubblicitari ma fuori tempo, avrebbe dovuto inserirsi prima o aspettare un attimo qualcosa in più. Numero 5 del Catania. Diciamo che è però la seconda volta che Rapisarda arriva pericolosamente sul fondo e quindi il Catania sta riuscendo un attimino a sfondare più sulla fascia destra, come è sempre più di consueto nell'arco di questo campionato. A sinistra Boccia, che non è un naturale mancino, deve sempre portarsi la palla sul destro e quando va a fare qualche traversone col sinistro chiaramente non è col suo piede, fa fatica. Argentino Gonzalez, poi Giuffrida, pallone giocato all'indietro da parte di Cangemi, ancora per Summa, Sbilenko all'esterno con il destro che poi finisce per favorire il Catania. Boccia ha rimesso il pallone nuovamente in gioco, Andrea Russotto tocca il suo ennesimo pallone ma tutto si infrange in un muro a 5 della difesa della Trapani, molto corte le linee di passaggio anche lì in mezzo al campo. Ovviamente bisognava capire
come questa squadra, quella che ha corso di più sicuramente è il Trapani, questi primi 45 minuti potrà reggere a questa velocità, con questa concentrazione di esecuzione anche nel secondo tempo. Prova nel frattempo il Trapani muovere il pallone là davanti con Panebianco, e questo forse è la corsia migliore dove il Catania può andare a cercare la profondità, perché Panebianco corre tanto, forse non difende altrettanto bene. Panebianco salta il primo avversario, mantiene comunque l'avvantaggio il Trapani, che prova con Kosovan, l'apertura sul versante di destra, poi il Catania rimedia in qualche modo, due passaggi. Andrea Russotto, abbiamo parlato di un super lavoro del numero 7 della formazione rossa-azzurra, Carboni gli ruba il tempo, nel frattempo ancora Panebianco, rimane Dolorante per terra, ma l'azione prosegue sull'altro fronte con il tentativo di aggressione della Trapani e la girata da parte di Carboni, che per pochissimo non va a cogliere il 7 di destra della porta difesa da Peters. Pallone messo al centro, guardate, Carboni la giocata, vince il primo duello, poi con il sinistro mette la sfera quasi a fil di palo, ma stava per arrivare anche Mascari. Trapani che diventa particolarmente pericoloso. Questo è stato il fallo di Castellini, l'arbitro ha lasciato correre proprio per il vantaggio. Kosovan avanzato, poi la sfera è andata a finire sulla corsa di Carboni, molto bravo il dribbling secco all'interno dell'area di rigore, la girata quasi ad effetto, pallone che però non è girato per intero, sarebbe stato probabilmente uno dei più bei gol del Trapani di questa stagione. Sicuramente un difensore centrale che si trova in quella posizione non è semplice andare a indovinare il gol della domenica. Però ci ha provato, ma soprattutto è da evidenziare la cattiveria con la quale i posizione giocatori del regolare nel Trapani, frattempo di Giovinco, che prova a chiarirsi. Giovinco con Sarao, si vede che i due non giocano tantissimo insieme. sì, si vede, a parte Giovinco che ancora non è entrato in partita, i giocatori del Trapani hanno sicuramente una cattiveria, una voglia di entrare su ogni palla diversa da quelli del Catania, e questo sta facendo la differenza. Quindi se nel secondo tempo non si entrerà con un piglio diverso, si rischia che la partita possa rimanere su questi binari e non sarà semplice riprenderla. Marco, mi dici che invece che Vitale ha avuto a disposizione di andarsi a cambiare fronte, perché è andato a collocarsi più sul versante di centrodestra nelle ultime battute di partita, spostato Palermo a sinistra lasciando Lodi ovviamente come riferimento centrale, una disposizione che arriva dalla panchina. Sì, per il momento sta giocando in questo modo il Catania, appunto con Vitale a destra, con Palermo a sinistra, come nel centrocampo dei rossazzurri. Chiaramente poco fa tante indicazioni anche per cambiare gioco, cioè il Catania arriva a destra ad esempio con Castellini, con Rapisarda, a quel punto sia Zeoli che Ferraro chiedono di girare il pallone dall'altra parte verso Russotto per innescare la velocità del numero 7 del Catania. Questo non succede, è un po' la stessa cosa che succedeva all'inizio quando il pallone stazionava sulla sinistra senza riuscire a farlo arrivare a Rapisarda dall'altra parte. Calcio di punizione battuto proprio in questo istante dal Trapani, centrocampo che funziona sicuramente molto meglio. Kosovan prova la battuta con il sinistro, pallone che si impenna nella tribuna nord, nella curva nord dei tifosi del Trapani. Ci ha provato anche lì, si è fatto ingolosire la lunga rincorsa dalla lunetta, scaricato il sinistro Mancino, palla che però si è impennata alta. Adesso prova Russotto, solita giocata per tagliare il campo per linee orizzontali. Rapisarda per Giovinco, riparte dall'indietro, non è perfettamente d'accordo Rapisarda sulla scelta di ricucire nuovamente da dietro. Poi Vitale, Rapisarda, posizione più centrale, Andrea Russotto, pallone che spiove, non era un tiro, non era un cross,
non era un pallonetto, però Summa lo ha messo in sicurezza preferendo evitare guai più seri. C'era la Pisarda su quella posizione, ha messo il pallone oltre la linea del fondo, ci viene regalato questo calcio d'angolo. Francesco Lodi chiede al solito il rispetto della distanza di sicurezza, ma stavolta ce l'abbiamo tutta quanta, mentre c'è un fallo in attacco da parte della Catania. L'arbitro ha fermato il gioco, ha comandato il calcio di punizione a favore del Trapani. Se Lorenzini incriminato nella circostanza, ma è tutto da rifare perché l'arbitro non ha permesso la prosecuzione. Parla con Palermo, direttore di gara, conciliabolo tra il centrocampista offensivo della formazione rossazzurra. Giovinco scarica su Francesco Lodi, limite dell'area di rigore, poi l'arbitro ferma il gioco. Non abbiamo compreso benissimo perché, ma prima che il pallone oltrepassi la linea del fondo, infatti Francesco Lodi va proprio a parlare con il direttore di gara per comprendere cosa abbia potuto vedere. Non ci sono però segnali importanti di cambi in questa fase della partita. Mancano ovviamente 5 minuti, cartellino giallo per Summa e l'arbitro si è preso adesso in mano i cartellini. Summa non aveva fatto poi grandi lavori di ostruzionismo nel ritardare le manovre della Trapani, ma poi evidentemente il direttore di gara ha deciso così. Protestano dalla panchina della Trapani all'indirizzo dell'arbitro Davide Cerea di Bergamo, che è stato il primo cartellino giallo per avere tardato le operazioni di presa di gioco da parte di Summa. Invece con un tiro dalla distanza trovano pronte le braccia e i guantoni di Betters. Nessun ulteriore pericolo per la difesa del Catania, ma Catania che non riesce a pareggiare i conti. Dall'8° minuto di questo primo tempo il Trapani è in vantaggio per 1-0. Russotto, solita giocata per linee orizzontali, si fa vedere vitale, controllo col destro, girata con il compagno di squadra Castellini, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, 2 rimbalzi, poi arriva Palermo, ma arriva con le polveri spente, la sfera si perde abbondantemente distante dalla porta difesa da Summa. Stiamo rivedendo il momento del cross, pallone che rimbalza, guardate, sarà o non ci arriva, secondo rimbalzo, poi Palermo, ma la porta è da tutt'altra parte. Da quel lato ci sono soltanto i cartelloni pubblicitari. Marco Cardi. Mi dicevi prima, Angelo, situazione legata ai cambi, ovviamente sì. No, gli altri giocatori sono rientrati tutti in panchina, anche perché c'è molto caldo. L'unico che è rimasto a scaldarsi ancora a bordo campo è Pedicone per il Catania. Cercheremo di capire poi se sarà una scelta che il tecnico intende coltivare nei secondi 45 minuti. Prova invece ancora il Catania farsi vivo. Siamo sul fronte offensivo di sinistra, pallone che spiove per la Pisarda, lo rimette nuovamente al centro, la parata di Summa. Applausi per il portiere in integrale divisa orange della Trapani, già ammonito, non può perdere tempo il portiere della Trapani che chiama i compagni di squadra, raccolta, l'arbitro ovviamente segna tutto quanto. Stavolta mi sembra un po' rischioso comportamento di Summa che poi sbaglia il rinvio. C'è il fallo di Palermo proprio davanti agli occhi del direttore di gara. Francesco Lodi si arrabbia con l'arbitro dicendo che il portiere ha impiegato troppo tempo prima di rimettere nuovamente il pallone in gioco. Calcio di punizione, la gioca a Carboni, capitano della Trapani. Poi tentativo di mettere in movimento Mascari, gli rubano il pallone. Francesco Lodi deve girarsi tra 2 avversari, è tornata tutta indietro la linea dei centrocampisti del Trapani e ovviamente
le linee di passaggio diventano super affollate, chiusura provvidenziale da parte di De Pace all'interno dell'area di rigore. Palermo rincorre il pallone, l'arbitro ha fermato il gioco per comandare il calcio di punizione a favore del Trapani. E siamo pronti con la lavagnetta luminosa che ci dirà che cosa, Marco? Che saranno 4 i minuti di recupero in questo primo tempo. Evidentemente l'arbitro ha valutato alcune perdite di tempo, insomma, in alcune situazioni, e dunque 4 minuti. Mi sembrano abbastanza, ma va bene così, perché la Catania ha ancora 4 minuti per provare quantomeno a chiudere in parità i primi 45 minuti. Prova con questo Spiovente all'interno del rigore, viene superato Giovinco contro Spiovente con Vitale, poi la possibilità per Boccia, pallone che si perde fuori, esterno della rete. Soltanto paura dai parti dei tifosi della Trapani. Stiamo rivedendo l'azione il momento in cui Vitale mette il pallone sulla corsa, lo stop, il numero 2 del Catania, prima con il sinistro se lo appoggia, poi lo gira col suo piede, pallone che va a cogliere soltanto l'esterno della rete. Summa non è un campione con i rinvii, ma d'accordo così, buono per il Catania. Arriva Russotto, cerchio di centrocampo, prova a prendere lui in mano le redini della partita. Rapisarda, la giocata con il sinistro all'interno della rigore tra due maglie, anticipato poi l'arbitro ha fermato il gioco per vedere evidentemente che qualcosa sia accaduto. Si rialza Sarao e chiede: ma cos'è successo? Tutte le volte in cui l'arbitro vede qualche spintone di troppo all'interno del rigore immediatamente fischia. La stiamo rivedendo, guardate, Rapisarda mette il pallone al centro, viene superato, Vitale lo stop e poi comunque non mi è parso sia accaduto assolutamente nulla, semplice rinvio da fondo campo. Dobbiamo dire che negli ultimi minuti il Catania sta attuando un forcing un po' più logico, più efficace, è arrivato 2 volte alla conclusione e anche in questa situazione era molto pericolosa e l'area era attaccata da 5 giocatori del Catania, quindi gli ultimi minuti ci fanno ben sperare con un atteggiamento diverso. Con tutto il rispetto per il portiere della Trapani, ma pressare anche sul numero 1 della formazione di casa non sarebbe male, anche nel momento in cui prova a ripartire, che se pressato abbiamo visto che comunque tra le sue doti non c'è quella della precisione. Con il destro preferisce sempre mettere il pallone in sicurezza e probabilmente anche questo dovrebbe un po' consentire al Catania di poter giocare la partita con maggiore energia. Si cercava un pallone, l'aveva invece il capitano Carboni all'interno dell'area di rigore, poi rinvenuto il pallone, riemerso dalle braccia del capitano della Trapani, consegnato a Summa che lo ha rinviato proprio in questo istante. Vitale, controllo tra due avversari, buona ancora una volta la pressione di Kosovan lì in mezzo al campo, può partire il Catania, lo fa con Russotto, come al solito il taglio in orizzontale, evita sempre Russotto di accelerare la progressione e lo strappo su quella versante di campo perché ha sempre difficoltà a trovare poi il compagno libero. Vitale prova a metterla in mezzo, rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra, come al solito l'ucraino Kosovan sempre molto attento sul portatore di palla. Castellini, stavolta il tunnel sul giocatore ucraino e il cartellino giallo per il numero 32 per il fallo a pallone lontano sul difensore con la maglia numero 27 della formazione rossazzurra. Batterà il calcio di punizione Francesco Lodi, conciliabolo con il guardaline, e Lodi chiederà ancora una volta il rispetto della distanza della barriera rispetto al punto di battuta, ma il direttore di gara allontana, utilizzano tutti gli stratagemmi utili. Pipitone e Giuffrida, tutti e due adesso si piazzano davvero a pochissimi metri rispetto al punto di battuta, chiudono un po' lo specchio della visuale a Francesco Lodi
4 uomini in maglia bianca nella prima linea d'attacco del Catania, 2 sulle seconde palle. Andremo a vedere Francesco Lodi, Rapisarda non prova neppure a girare, poi arriva Castellini, il controbalzo, la palla si perde abbondantemente distante dai legni della porta difesa da Summa e finiscono così i primi 45 minuti. Maglia numero 17 per De Luca, poi maglia numero 9 per Gianluca Litteri. Ovviamente Pedicone prende il posto con la maglia numero 21 della compagna di squadra Aniello Boccia. Partita che è cominciata nei secondi 45 minuti e siete ritornati nuovamente con le immagini in diretta dallo stadio provinciale di Trapani. La giocata adesso di Francesco Catania all'interno dell'area di rigore. Lorenzini, l'arbitro ferma il gioco, volevano il calcio di rigore ma è soltanto una chimera, che il pallone si perde fuori, non c'è il fallo da parte di Lorenzini. L'arbitro ha capito tutto, comanda quindi la punizione battuta da Lorenzini. Primo pallone giocato da Pedicone, mi sembra meritocratico in questo caso il dettato di Giovanni Ferraro. Prova ovviamente l'inserimento di Litteri nei secondi 45 minuti, richiama Giovinco, non è stata la sua partita migliore, e poi inserisce De Luca al posto di Palermo. Anche Palermo ha sofferto in questi primi 45 minuti. Sì, è uno spregiudicato 4-2-4 quello che il Catania sta andando ora a contrapporre al Trapani, con Nel frattempo la linea Russotto, difensiva che facile l'intervento da parte dell'estremo difensore Summa. la linea difensiva che si avvale adesso dell'inserimento di Pedicone sulla corsia di sinistra al posto di Boccia. Vitale e Lodi sono i giocatori che giocano davanti alla difesa e i 4 attaccanti con De Luca a destra, Sarao e Litteri i 2 attaccanti centrali e Russotto che ricopre l'out di sinistra. E lì bisogna fare però attenzione a chiudere subito le linee di passaggio, perché il Trapani prova una ripartenza. Vitale va a spazzare lontano, Francesco Lodi era pronto in seconda battuta, la rimessa con le mani, era stata pronta la reazione di Panebianco sul fronte offensivo di sinistra. Si fa vedere poi lì in mezzo al campo Kosovan, preferisce invece il servizio all'interno dell'area di rigore. Non ha cambiato nulla tra i primi minuti dell'inizio di questa partita Alfio Torrisi. Stessi 11 giocatori che hanno cominciato la gara con Summa, questa difesa schierata a 4, diciamo a 3 più 2 con De Pace, Carboni e Gonzales, rinunciando alla difesa schierata a 4. I due esterni sono Panebianco e Pipitone. Calcio d'angolo nel frattempo battuto dalla Trapani. Rapisarda di testa mette fuori, l'ultimo tocco era stato di Rapisarda ma l'arbitro sconfessa anche il guardaline. Rimessa dalla fondo, dal tocco a De Pace. Protestano ovviamente i tifosi del Trapani, ma scene molto belle sotto la nostra tribuna, perché tra gli spettatori un padre con la maglia numero 24 di Giuffrida, i figli invece con la maglia della Catania, e questo davvero è una delle immagini migliori che ci portiamo da questa partita, nel ringraziare davvero il pubblico di Trapani per l'accoglienza che ha riservato al Catania. Non è la prima volta, così come non è la prima volta che il Catania su questo terreno di gioco soffre. È una questione ormai legata alla storia dei due club. Trapani sciabolata in avanti da parte di Carboni, non raggiunge Kosovan, neanche Mascari riesce a trovare il pallone. Catania che va in marcatura su Francesco Lodi, parte Vitale, lo scambio con Russotto proprio vicino alla postazione del tecnico Giovanni Ferraro. Russotto mette un pallone al centro con Litteri, ancora Vitale, spazio a destra per Rapisarda, il gioco di gambe di Rapisarda, ha girato il tiro e il gol. No. Il
Gol che arriva del Catania, posizione però irregolare da parte di Rapisarda, perché la bandierina del secondo assistente del direttore di gara, del signor Miroi Emilio Gokogluk, si è alzata, e adesso rivediamo perché arrivano le proteste da parte dei giocatori del Catania, ma proprio Gokogluk di Civitavecchia dice che Rapisarda era partito in posizione irregolare. La nostra regia adesso ci favorirà la possibilità magari di rivedere l'azione prontamente, e in questo momento non mi posso che non ringraziare i nostri compagni tecnici di viaggio. Questo è il momento in cui arriva la giocata, non ci sono assolutamente gli estremi della posizione irregolare, il gol validissimo, il controllo col destro, forse là davanti stava per intervenire Sarao, sì, e probabilmente c'è questa posizione irregolare di Sarao che forse ha disturbato il portiere. Rimane ovviamente la Che certezza, la posizione di Rapisarda è regolarissima, assolutamente regolare. Parte nel frattempo il Trapani, la possibilità poi di vedersi murato il tiro dall'autore del gol annullato alla Catania. Adesso scivola proprio Mascari, che si rialza, aveva provato Vitale in seconda battuta, giunge sulla sua posizione. Abbiamo parlato di un assetto spregiudicato del Catania, linea difensiva 4-2 sulla linea di centrocampo, che rimangono Lodi e Vitale. A destra gioca Russotto, De Luca a sinistra gioca Russotto, De Luca si sposta a destra e i due davanti sono Sarao e Litteri. Russotto sulla sinistra, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, si fa vedere Litteri, la sfera viene allontanata, ritorna ancora prepotentemente Russotto, forse c'è controllo con un braccio da parte del giocatore della Catania. L'arbitro interrompe il gioco per fermarlo, le proteste da parte dei giocatori della Catania, l'indirizzo del direttore di gara. Stiamo rivedendo il momento in cui il pallone transita lungo tutto il petto di Russotto. L'arbitro evidentemente ha visto un controllo col braccio e quindi ha fermato il gioco, comandato il calcio di punizione, battuto proprio in questo istante. Gira bene la linea di mezzo della Trapani con Kosovan, poi arriva Pipitone tra due avversari, salta poi a vuoto nella circostanza il Catania, palla che viene messa fuori dalla panchina, tecnico della formazione rossazzurra. Ancora qualche scampolo di protesta all'indirizzo della signora Davide Cerea di Bergamo. Lorenzini allontana di testa, poi Francesco Lodi, servizio lì in mezzo per la possibilità di Litteri di spostare il gioco sul fronte di destra. Rapisarda ancora col piattone all'interno dell'area di rigore, rispedito nuovamente nella sezione di campo del mittente. Parte invece il Trapani tra due avversari, non c'è fallo secondo il direttore di gara e quindi si continua a giocare. Lodi per Vitale, cerchio di centrocampo, si fa vedere a sinistra Andrea Russotto. Ha giocato una partita di grande sacrificio, il numero 7 della formazione rossazzurra. Prima il controllo col sinistro, poi il pallone spiovuto al centro a destra, e poi arriva di testa De Luca, parata prima importante da parte di Summa. Questa è una grande azione, guardate la giocata di Russotto, mette il pallone col contagiri, De Luca centrale, ma Summa c'è. Però vedi Angelo come Russotto approfitta della sovrapposizione sempre di Pedicone e quindi si trovano 2 contro 1 ed è bravo Russotto a mettere sta palla dentro col destro, col contagiri. Poteva fare meglio qua De Luca, ma questa è un'altra situazione da gol importante. Il Catania negli ultimi minuti ha messo sotto assedio il Trapani, che però è sempre pericoloso nelle ripartenze. Pedicone è un giocatore che ha un altro sistema di gioco, un altro stile di gioco. Stiamo rivedendo però nel frattempo le azioni che hanno riguardato il fuorigioco
fischiato dal guardaline. Questo è il momento in cui Lodi mette il pallone dalle parti di Rapisarda. Rapisarda il controllo, guardate la posizione di Sarao, e forse questo potrebbe essere il momento in cui scatta Sarao. Evidentemente vede che la posizione dell'attaccante della Catania disturba o può disturbare lungo la traiettoria del pallone l'estremo difensore Summa. Ma per me non si può annullare un gol così bello solamente per un tentativo di Sarao, che è andato a tentare di prendere sta palla di testa, non l'ha presa ed è abbastanza distante dal portiere avversario per averlo disturbato, quindi il gol secondo me è nettamente regolare. Gocco Luca di Civitavecchia ha comunque alzato la bandierina con ovviamente il rispetto per tutte le decisioni che hanno in un certo qual senso costellato di a volte anche errori. Questo probabilmente non è tra i più evidenti. Marco Carli. Sì, perché qua la discussione sul gol annullato a Rapisarda è continuata a lungo anche in panchina. Ci hanno chiesto, ovviamente avendo noi il vantaggio, voi il vantaggio di rivedere le azioni, abbiamo spiegato la situazione. Infatti alla panchina ci dicevano forse la posizione di Sarao, Esatto. ma Sarao in campo diceva ma io non ho fatto praticamente nulla. È chiaro, lui ha detto io Era ho lungo solo la provato ad traiettoria. andare verso la palla. Esatto, lui era sulla traiettoria del pallone, ha provato ad indirizzarsi verso la palla. Forse quello è stato il movimento che ha sollecitato poi la decisione del secondo assistente del direttore di gara. Parte il Catania, adesso inizia un po' una partita diversa rispetto a quella che avevamo lasciato nei primi 45 minuti, soprattutto fino alla mezz'ora del primo tempo. Poi il Catania aveva provato a mettere in velocità quelli che erano i rifornimenti offensivi. Pedicone all'interno dell'area di rigore, riescono comunque a cavarsela tra un numero di avversari imprecisato, quelli del Trapani, che nel frattempo possono arrivare alla ripartenza con Kosovo, poi all'interno del cerchio di centrocampo ancora una volta l'ucraino che resiste ad una carica, servizio per Pipitone, il controllo del numero 28 della formazione del Trapani, lo scarico per Cangemi all'indietro tra due avversari, il capitano Carboni, autore di una bellissima giocata nei primi 45 minuti. Lorenzini come al solito si fa vedere un autentico mulinello che abbiamo con la maglia numero 7, che è Andrea Russotto. Scarico per Pedicone, cambia gioco dalle parti di Francesco Lodi, non affila il sinistro, il numero 10 della Catania, invece il destro, la girata poi di Litteri, quasi prima intenzione, azione comunque che era stata valutata bene dal secondo assistente del direttore di gara, quindi non era stata fermata. Si riprende con la calma di Summa, che gli è costata comunque un cartellino giallo. Nei primi 45 minuti non ci sono state azioni spigolose tra i 22 protagonisti dei primi 45 minuti e di questi del secondo tempo. Rapisarda ha corso tantissimo, anche lui, numero 5 della formazione rossazzurra. Castellini con calma, non sa però a chi fidare il pallone, taglia come al solito per lo stop di petto di Andrea Russotto, salta il primo avversario con Pipitone, lo lascia sul posto. Rapisarda nel frattempo avanzato 15 metri oltre la linea che demarca il centrocampo, lo spioventa all'interno dell'area di rigore. Litteri la gioca di prima intenzione, prova un pallonetto allontanato comunque dalla zona di pericolo da una parte all'altra del terreno di gioco. L'arbitro lascia correre, rimane infortunato per un attimo che poi si rialza. Possesso palla del Trapani, fraseggio stretto all'altezza del cerchio di centrocampo, c'è Giuffrida, slot per Pane Bianco, capisce tutto quanto Rapisarda, poi parte il Catania, lo fa con la possibilità di mettere in movimento De Luca. Adesso Litteri all'interno dell'area di rigore, difende lo spazio tra due avversari, salta il primo, non commette fallo sul secondo, l'arbitro difatti lascia correre ancora una volta il duello tra
Litteri e due avversari. Siamo all'altezza della bandierina del calcio d'angolo e proprio in questo istante l'arbitro dice che l'ultimo ad avere toccato il pallone è proprio l'attaccante con la maglia numero 9 della Catania. La tensione e l'adrenalina dalla panchina della Trapani, mentre la postura composta da parte del tecnico della formazione rossazzurra Ferraro, Torrisi che non sta nella pelle, Ferraro che controlla come al solito l'andamento della partita, mani dietro la schiena e ogni tanto, frequentemente, uno sguardo alla cronometro. Castellini, Lorenzini, Pedicone, scambio per Russotto. Ovviamente non si può andare sempre con le stesse giocate, capisce tutto quanto Pipitone. Il duello con Vitale, forse con un fallo Vitale, protestano i tifosi del Trapani che adesso si fanno sentire. È un buon momento per la formazione allenata da Alfio Torrisi. Il Catania, nonostante uno schieramento iperoffensivo provato ma senza costrutto a mettere in difficoltà Summa, Betters invece si salva su questo pallone che era riuscito a filtrare tra una serie di maglie dalle parti anche di Catania. Autore del gol partita fino a questo istante Lorenzini. Castellini appoggia poi per Russotto, scambio in velocità per Pedicone, rimessa con le mani del numero 21 alla formazione del Catania. Russotto tra i migliori in campo in questa partita, quantomeno per essere stato uno dei giocatori che ha dato fino ad ora, a mio avviso, maggiore idee di gioco e soprattutto maggiore corsa alla Catania, cercando di cucire spazi e ricoprire ruoli che probabilmente appartengono sì al giocatore ma non al 100%. Russotto, giocata tra due avversari, doppio passo, mette lo spiovente all'interno dell'area di rigore, sfera che viene allontanata poi tra due avversari. Castellini si rialza, arriva Lorenzini, ultimo tocco ma c'è il calcio di punizione a favore del Catania. Rapisarda, doppio passo sul versante offensivo di destra, come al solito per Francesco Lodi, al centro dell'area di rigore, rispedita, fari spenti direttamente fuori. Catania che guadagna metri, prova ad imprimere una pressione territoriale nella metà campo della Trapani, ma formazione di casa che finora si difende quasi sempre con grande ordine. Russotto non ne ha più, nel senso che tentativo balistico mal riuscito, uno dei pochi errori, ma dai suoi piedi sono transitati tantissimi palloni. Marco Carli. Ci sono state delle proteste poco fa per la reiterata trattenuta di maglia di Vitale nei confronti del numero 21 Catania nell'azione di qualche minuto fa. Torrisi è tarantolato in panchina, si lamenta ogni fallo subito dal Catania, ogni fischio dell'arbitro proprio in relazione proprio alla mancata decisione di prima sul fallo di Vitale. Nelle due panchine nel Catania si riscaldano De Respinis e Forchignone, dall'altra parte invece a riscaldarsi sono Cellammare, Romano e Mangiameli. Calcio di punizione che la Catania guadagna, sta per batterlo Francesco Lodi. Siamo in un momento di stasi della partita, l'ingresso di Litteri finora non ha contribuito, insomma, a dare la vivacità all'attacco del Catania. Ricordiamo che Litteri è stato compagno di squadra di Giuffrida al Giarre e poi andò all'Inter tramite un'operazione fatta dal direttore Marino. Lodi nel frattempo ha battuto il calcio di punizione all'interno del rigore. Russotto prova a caricare il destro, pallone che viene deviato in calcio d'angolo. Sicuramente questo assetto tattico sta dando più problematiche al Trapani, il Catania sta premendo con sicuramente più veemenza, sta cercando continuamente il gol del pareggio. Vedremo
se riuscirà a raggiungerlo e soprattutto come si svolgerà la partita nel caso dovesse raggiungere il pari Catania. Francesco Lodi dalla bandierina di sinistra, pallone che è giocato di testa, De Luca lo scaccia, sfera però si perde alta sulla traversa. Proviamo ad essere incisivi là davanti, ma il Catania non riesce a diventare determinante, mentre ci sono giocatori del Trapani che sono pronti ad entrare in campo, accelerano le operazioni di riscaldamento, mentre con calma ancora una volta Summa riprende le operazioni di gioco mezzo al campo, fraseggiano sempre dal basso. Francesco Lodi capisce tutto quanto, lì in mezzo arriva Litteri, poi prova ancora una volta con uno spiovente all'interno della rigore, ma di testa ovviamente Russotto non può arrivarci sul rimbalzo alto del pallone e quindi può rifiatare la linea difensiva della Trapani, mentre ci sono indicazioni che giungono dalla panchina. Non so se Marco Carli riesce a capire, a intuire le indicazioni di Alfio Torrisi. Sta parlando con un giocatore, sta chiedendo se intende essere sostituito o meno, ma mi sembra che non ci siano movimenti urgenti in tal senso. Ci sono, Angelo, i movimenti che ti ho detto poco fa dei tre giocatori in panchina. Prima stava chiedendo a Catania di spostarsi sulla destra e tentare di mettere in difficoltà Pedicone nel gioco a due con Mascari. Rimessa con le mani, siamo giunti al 65esimo minuto dall'inizio di questa partita. Ricordiamo che il Trapani è in vantaggio per 1-0. Il Catania sta giocando con un sistema che prevede i 4 difensori, mentre all'interno del rigore deve sbrogliarsela Lodi, poi Litteri, controllo in seconda battuta Castellini all'interno dell'area di rigore. Forse c'è animo di proteste per l'intervento sul Mascari, non c'è nulla. Nel caso in cui ci fosse stato fallo, probabilmente un intervento borderline. Rimane però per terra numero 19, guardate, pallone che rimbalza, ma Lorenzini è al di qua della linea che demarca l'area di rigore. Insomma, decisione del direttore di gara sicuramente in linea con quelle che possono essere anche i tracciati della sua direzione nei primi 45 minuti all'inizio di questa partita. Ovvio che abbiamo rischiato in un'azione del genere di andarci a ritrovare con un intervento salva ancora una volta risultato da parte di Lorenzini. Mascari si era trovato lo spazio in avanzata, mentre vedo movimenti nella panchina della Catania e quindi Marco Carli nella ci può panchina del raccontare. Catania, Angelo, e nella panchina del Trapani. Per quanto riguarda il Catania esce Castellini ed entra Forchignone, dunque altra spinta offensiva per i rossazzurri. Risponde invece il Trapani inserendo Cellammare con il numero 2 e esce l'autore del gol, Catania. Entra Michele Forchignone tra le fila del Catania. A questo punto bisogna capire come andremo a metterci, visto che è uscito Castellini e Forchignone ovviamente non è un giocatore che va a ricoprire un ruolo nella linea difensiva. Possiamo metterci con ogni probabilità con una sorta di difesa 3-4-3 potrebbe essere. Eh sì, con l'inserimento di Pedicone che scala sul versante di sinistra, con Lorenzini che rimane il perno centrale della difesa, con Rapisarda che ritorna nuovamente nella linea dei difensori. A quel punto Russotto si è andato a spostare a destra. Ora Rapisarda sta andando a fare il centrale con Lorenzini. Eh sì, è Russotto, difensore. Fa l'esterno basso a destra. Quindi rimane sempre un 4-2-4 con Forchignone che prende il posto di Russotto sulla fascia sinistra. E ci sono le sostituzioni, uscita da parte di Catania, ovviamente match winner fino a questo istante. Applausi per Ciccio Catania e adesso ovviamente anche l'abbraccio con
il compagno di squadra Claudio Cellammare. Uscita di Catania e inserimento invece ad abbondantiam di un giocatore della linea difensiva. Chiama ovviamente a raccolta la squadra nel tentativo di preservare questo vantaggio fondamentale per il Trapani sul Catania. Anche un pareggio potrebbe essere un risultato comunque ben accetto dall'Alfio Torrisi, ma direi di essere stati l'altra squadra che ha battuto il Catania in questo campionato. La Pisarda nel frattempo sbroglia un'azione e adesso ci sono clampi per il giocatore della Trapani. La Pisarda con grande cavalleria va praticamente a aiutare il compagno di squadra. Brutto il fallo su De Luca da parte dell'argentino Gonzales, e adesso ci sono anche scintille tra i due giocatori. L'arbitro va immediatamente a estrarre il cartellino giallo all'indirizzo di De Luca per la reazione del numero 17 della Catania, che non ci sta a subire quel tipo di fallo. Adesso si defila dopo che comunque l'arbitro ha concesso il calcio di punizione per il Catania. Gonzales è stato uno degli acquisti di copertina del Trapani di quest'anno, difensore centrale mancino che l'anno scorso ha vinto il campionato con la Gelbison, grande rendimento, uno dei migliori centrali della categoria. Anche oggi ha dato dimostrazione di giocatore di grandissima affidabilità. E adesso ho visto un'altra sostituzione tra le fila della Trapani. Marco, sta per entrare il numero 3 del Trapani, vale a dire Flavio Romano, che entra al posto del giocatore del Trapani, che è il numero 20. Non abbiamo visto, Sì, non abbiamo visto bene dalla lavagnetta, perché la lavagnetta non sembrava un 23 o un 27. Adesso esatto, vado a verificare ancora meglio. Poteva essere Cangemi, giocatore richiamato, ma tutto sta a significare come anche l'ingresso in campo di un terzino sinistro come Flavio Romano porti ovviamente il Trapani a blindare la linea difensiva. All'interno del lancio di punizione è battuto Francesco Lori, seconda battuta contro Spioventa all'interno dell'area di rigore, allontanato tutti e 10 i giocatori della Trapani all'interno dell'area di rigore. Poi arriva Andrea Russotto, sradica il pallone dai piedi, c'è un fallo sul migliore giocatore della formazione rossazzurra oggi, lo compie proprio Romano, da poco è entrato in campo, cartellino giallo per lui. Russotto oggi è stato sicuramente il trascinatore di questa squadra, ha giocato esterno, poi è stato chiamato a giocare anche posizione più interna, scambiato di fascia, destra-sinistra, sinistra-destra, e adesso va a ricoprire il ruolo di terzino destro. Marco. Sì, solo per dirti che Pane Bianco, il giocatore che è uscito nel Trapani, la lavagnetta ci aveva ingannato perché non si vedeva bene il numero 9, comunque Pane Bianco è uscito per il Trapani. Attenzione alla lavagnetta, perché vedo che c'è ancora animo di sostituzioni tra le fila della Trapani e vedremo quindi chi arriverà tra un attimo a rimpolpare con ogni probabilità la linea dei centrocampisti della formazione allenata da Alfio Torrisi. C'è il calcio di punizione battuto dal Catania, vola l'estremo difensore Summa ma non raggiunge il pallone, che nel frattempo spiove comunque distante dalla 7 di destra. Altra sostituzione tra le fila del Trapani, immaginavo bene, si tratta di un centrocampista centrale, Marco Carli. Romizzi proprio al posto di Giuffrida per il Trapani, è la terza sostituzione per i Granati. E ovviamente è chiaro l'intento da parte di Torrisi, siamo giunti al minuto 73esimo, di andare a bloccare, a cementare l'impianto di centrocampo, lasciato là davanti soltanto un giocatore con spiccate caratteristiche offensive, che tra l'altro gli ha fatto quasi una gol a settimana negli ultimi, o un gol a partita nelle ultime giornate di campionato, Mascari, mentre chiede ovviamente a viva voce l'intervento del pubblico di Trapani
per stare vicino a una squadra che in questo momento sta dimostrando comunque di poter reggere e adesso anche vincere il confronto con il Catania. Apertura sulla fronte di destra per Pipitone, poi il gioco viene interrotto, c'è il calcio di punizione a favore del Trapani, c'è il fallo su Mascari che nel frattempo rimane dolorante per terra. Tutti i secondi che passano diventano particolarmente preziosi, battuto però il calcio di punizione proprio dal nuovo entrato Romizzi, lo scambio per Gonzales, avanza palla al piede, il numero 6 sulla fronte offensivo di sinistra, poi si fa vedere Kosovan, ancora giocate tutte quante sul corridoio di sinistra. Romano batterà con le mani all'interno dell'area di rigore. Rapisarda chiama a raccolta anche l'attenzione del direttore di gara, il fallo di mani da parte di Mascari. L'arbitro se ne accorge, comanda il calcio di punizione a favore della Catania. Peters, Francesco Lodi ha tutta una metà campo a sua disposizione fino al cerchio di centrocampo. Ti aspettano lì i giocatori della Trapani, lasciano soltanto là davanti Mascari, poi vanno a cementare la linea difensiva, quella iperoffensiva della Catania. Finora non ha costruito granché. Dall'area di rigore escono bene comunque i giocatori del Trapani, con Kosovan poi appoggio in posizione più avanzata per Romizzi, all'indietro per Gonzales, lo scambio sul corto tra le linee dei difensori, dei centrocampisti del Trapani, intanto che il pallone non giunge a Pipitone. Buona la giornata del numero 28, qualche scintilla da davanti con Forchignone, arriva, interviene anche il fotografo del Trapani all'interno del corridoio di cortesia, lontana i due contendenti, mentre dalla panchina Ferraro rimane a braccia appoggiate sui fianchi. Sull'altra panchina Alfio Torrisi sembra davvero tarantolato, sta percorrendo chilometri nel lato corto dell'area tecnica della panchina e subito pensa all'ultima sostituzione di questa gara e di questa partita. Francesco Lodi nel frattempo rimette il pallone nuovamente all'interno dell'area di rigore, si fa vedere De Luca, la rovesciata acrobatica, l'uscita con i pugni da parte di Summa, può approfittarsene il Catania, ma si difendono a denti stretti i giocatori del Trapani. La Pisarda aspetta che la sfera si perda fuori oltre la linea dell'auto, rimessa con le mani, ma prima di questo c'è la sostituzione, dovrebbe essere l'ultima per il Trapani, la linea che va a Marco Carli. C'è Carbonaro che sta entrando con la maglia numero 7, entrerà al posto del numero 19 Mascari, che prima di uscire ha qualcosa da dirsi con Lorenzini e ora si insomma discute ancora con Rapisarda e viene accompagnato fuori dal campo. Al suo posto entra Carbonaro. Uscita di Mascari, giocatore che oggi ha quasi giocato a specchio. È un guerriero, Mascari è un giocatore di grande fisico, di grande potenza, ha fatto benissimo l'anno scorso e quest'anno ha avuto questa grande opportunità che sta sfruttando nell'ultimo periodo. Però il gol lo ha realizzato il compagno di squadra e nonché di ruolo sicuramente più veloce Francesco Catania nell'andarsi ad inserire, mentre De Luca all'interno dell'area di rigore, lato corto sul versante di destra, all'indietro, giocata per Francesco Lodi, costretto ad inseguire il pallone, lo lascia a Lorenzini, poi Francesco Lodi si fa vedere là davanti Andrea Russotto che sta ricoprendo tre ruoli di tutto quanto è lo scacchiere delle fasce della Catania. La giocata per Pedicone, poi Lorenzini calato indietro, Rapisarda all'interno dell'area di rigore, la serie di rimpalli, poi De Luca, si fa vedere ancora Russotto che ovviamente non perde l'abbrivio di andare a cercare lo spiovente, stavolta la Sotella all'interno dell'area di rigore, anticipato Vitale,
si lotta su tutti i fronti, l'arbitro però ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Catania. La ammonizione per Kosovan, si lamenta con il direttore di gara Kosovan, cartellino giallo per Kosovan. Rapisarda parla proprio con il giocatore ucraino, due guerrieri, e cartellino rosso per Kosovan, espulsione per Kosovan, e quindi inutili anche le recriminazioni da parte di Carboni, che è il capitano di questa squadra. Ha detto chiaramente il direttore di gara a Kosovan di uscire fuori. Questo è il momento in cui la sfera arriva dalle parti di Rapisarda, dà un pugno praticamente alla nuca di Rapisarda. Kosovan, guardate, questo è il momento in cui del primo e il secondo, e qua davvero non poteva non scattare la massima sanzione all'indirizzo del giocatore che comunque, per quanto mi riguarda, aveva giocato finora una gran bella partita. Perdita importantissima per Alfio Torrisi, cartellino rosso che ci sta tutto quanto. Tutto rosso tutta la vita. Adesso vediamo come andrà a fronteggiare dal punto di vista tattico il Catania, visto negli ultimi minuti il forcing si è fatto sempre più pressante. 10 e adesso minuti, con l'uomo in più si può sfruttare molto l'ampiezza. 10 minuti, oltre ovviamente il recupero. Il Trapani deve fare a meno di Kosovan, il Catania però deve cercare di essere più preciso nelle fasi di chiusura dell'azione. Ci ha provato Pedicone, ma lo spiovente è perso nella griglia super affollata dei giocatori del Trapani, destinato a perdersi fuori. E adesso dobbiamo provare a giocare con intelligenza se il Catania vuole vincere quantomeno una partita sul profilo anche dell'orgoglio e pareggiarla sul campo, perché sotto per 1-0 in questo momento la cosa più impennata importante l'orgoglio e ricerca quantomeno il gol del pareggio. in questo momento la cosa più importante nella fase di non possesso è non fare fallo, perché i giocatori del Trapani andranno a terra in ogni situazione, e quindi cercare il meno possibile di usare fallo tattico, proprio andare ad appoggiarsi sui giocatori del Trapani, cercare di creare la superiorità numerica, sfruttarla col 2 contro 1, sfruttando l'ampiezza. Vediamo come andremo a sfruttare proprio questo momento. Rapisarda, che ha giocato anche lui una partita oggi da incorniciare, un sotto che adesso gioca sulla sua stessa corsia, allontanato dall'area di rigore. Attenzione, la ripartenza, Francesco Lodi costretto anche a fare chilometri per rincorrere il pallone. Pipitone, giocate importanti per il muro, l'esterno difensivo. E adesso una serie di rimpalli, rimessa con le mani a favore del Trapani. Intanto De Luca è andato a sinistra, Sì. e Forchignone si è spostato a destra. Litteri all'interno del fronte più avanzato della Catania, stesse mattonelle con Manuel Sarao, che salta tra due avversari. Ultimo tocco del giocatore della Trapani, De Lamentele, da parte del nuovo entrato Cellammare, ma corretta l'indicazione del primo assistente del direttore di gara. Rapisarda, si fa vedere Lodi. Penso che Rapisarda preferisca invece giocarla per orizzontale alle parte di Lorenzini, infatti così è. Vitale prova ad inserirsi tra le linee, ma sono tutte super affollate le linee di passaggio del Trapani. Si riparte quindi da Lorenzini, da Francesco Lodi, da Rapisarda, che adesso gioca la posizione di interno tra due giocatori. Vitale prova a scaricare il destro, sfera allontanata, fallo in attacco da parte numero 24 della formazione rossazzurra e cartellino giallo per lui. E questo è quello che deve evitare il Catania, cercare di, per forzare la giocata, cercare il fallo, così come ha fatto adesso Vitale. Il Catania deve avere pazienza, ci sono ancora
più di 10 minuti da giocare, compreso il recupero, e quindi con pazienza si può trovare il gol del pareggio. La giocata di Vitale, avete rivista la nostra moviola e il cartellino giallo, se ci stava il rosso prima per Kosovan e ci stava il giallo, e può essere la sanzione disciplinare corretta applicata dal direttore di gara. Ovviamente è chiaro che la Trapani guadagni tutti i secondi possibili, e dicevamo che il Trapani rimane una autentica bestia nera per il Catania. In passato si è imposto 9 volte a fronte di 5 pareggi e solo 4 successi della Catania, e noi torniamo in questo stadio provinciale dopo una partita che l'ultima volta il Catania lo affrontò proprio qui 4 anni addietro. L'eliminazione dai playoff fu un risultato di 1-1 maturato alla fine della partita. 2-2 si era conclusa invece quella di andata allo stadio Angelo Massimino, e l'1-1 maturato qui a Trapani non bastò. Sostituzione, Marco. Sostituzione per il Trapani con Mangiameli che entra con la maglia numero 73, a fargli spazio è Pipitone, con la maglia numero 28 Siparietto. Prima del cambio Mangiameli si era allontanato dall'area in cui si effettuano i cambi, e Torrisi è arrivato come una furia dicendogli: dove vai? Vieni qua che devi entrare in campo, e si è lamentato poco fa Torrisi perché chiedeva l'ammonizione per il giocatore del Catania nell'azione precedente. E Torrisi conosce molto bene Mangiameli per averlo avuto l'anno scorso al Paternò. È stato un terzino sinistro che l'anno scorso si è fatto molto ben notare da under, e ora ha preso appunto il posto di esterno sinistro nella difesa 5, mentre Carbonaro è passato sulla destra. Russotto precipita, plana all'interno dell'area di rigore, l'arbitro ovviamente non concede neppure calcio di punizione o lo ascolta neanche, ma guardate, saltato, e qui c'è un po' di tutto, c'è un po' di gioco di prestigio di Russotto, forse c'è anche un intervento di Mangiameli, pronti e via, è entrato in campo, posizione di terzino di sinistra, subito impegnato in questa fase contro Russotto. Di contro Pedicone che prova ad avanzare, ma l'azione del Catania è compassata. Francesco Lodi, poi proviamo ancora una volta l'incursione con Russotto, lo sbiaventa all'interno del rigore, la parata da parte di Summa. È un mistero, Angelo, com'è che Pedicone quest'anno abbia avuto così poco spazio. Terzino sinistro Mancino, 2002. Di ruolo e di posizione, sinistro su sinistro. Nel frattempo guardate, è proprio un Mancino, buona corsa, buoni inserimenti, buona solidità difensiva, protagonista l'anno scorso di un ottimo campionato a Trapani. Forse avrà avuto delle problematiche dal punto di vista fisico. E adesso posizione comunque regolare per la posizione di Rapisarda in fase di uscita, e quindi Trapani che deve bloccare l'azione. Riparte quindi il Catania. Francesco Lodi, Lorenzini, continuiamo a costruire, gettare però palloni da davanti, e questa è una delle regole non sempre applicate nel calcio, nella misura in cui una formazione iperoffensiva non significa una formazione che faccia poi troppi gol, e noi Catania adesso sta giocando davvero, seppur con giocatori che non hanno mai o quasi mai giocato, reputo mai, questa condizione, perché adesso De Luca è tornato nuovamente a sinistra, Sarao rimane alla posizione centrale, Litteri insieme a lui nella posizione centrale. Attenzione perché Rapisarda è uno dei pochissimi ad aver giocato una partita importantissima insieme a Russotto, e adesso torniamo nuovamente a Pedicone tra due avversari. Viene saltato, la ripartenza da parte della Trapani in inferiorità numerica, deve soltanto rallentare per un attimo il Trapani, l'apertura sul fronte offensivo di destra per Cellammare, la posizione comunque regolare. Il momento
del passaggio del numero 2 della formazione di casa, e hanno dovuto mettere un po' il freno a mano in questa ripartenza, e ci sono le sostituzioni. C'è l'ultima, Angelo, c'è questa qui Viola. l'ultima sostituzione del Catania con De Respinis che entra al posto di Russotto, un conciliabolo prima durato un paio di minuti fra Zeoli e Ferraro per decidere chi fra Andrea Russotto e Lodi doveva abbandonare il campo. Si è deciso per Russotto, entra De Respinis. Soltanto per un atto di presenza nei confronti del giocatore. Ovviamente ci sarà ancora 40 secondi prima di sapere il recupero, quindi De Respinis avrà a disposizione certamente 5 minuti, giusto Marco? Che la lavagnetta non è perfettamente comprensibile. 5 minuti dovrebbero essere di recupero, dopodiché andremo nella attesa di conferma da parte di Marco Carli tra due avversari. Il Trapani guadagna anche un calcio di punizione. Marco. Tutta l'inesperienza qua di Forchignone, che ha preso il posto di Russotto da terzino destro, si è notata in questo 1 contro 1, ha fatto fallo, un fallo inutile, e per il Trapani sono secondi preziosi che si vanno a recuperare. Mangiameli nel frattempo si rialza e guardate come Forchignone si sia fatto saltare, poi trovato anche lo slot per consegnare agli avversari un calcio di punizione. Ci sono 7 maglie bianche all'interno dell'area di rigore della Catania. Battuto cercando probabilmente soltanto la possibilità di ottenere un calcio d'angolo, giocano d'esperienza giocatori della Trapani. Sarao va a parlare così a muso duro con l'avversario, e Carbonaro chiamato ad allontanarsi dalla posizione di Sarao, ma l'hanno giocata con esperienza. In questo caso hanno evitato l'accesso in profondità all'interno dell'area di rigore, hanno preferito guadagnare il calcio d'angolo e il battuto Lorenzini. Vitale, confuso questo finale di partita, mentre indemoniato dalla panchina è Alfio Torrisi, al rallentatore va Giovanni Ferraro. Vitale ci prova con Francesco Lodi, la superiorità numerica della Catania. Rapisarda è tornato nuovamente a sinistra e poi c'è fallo della Trapani con l'intervento al limite dell'area di rigore di Carbonaro. Si accende una mischia, vediamo un attimo e guardiamo. Controllo di Carbonaro, poi chiede sulla linea, è proprio al limite. L'arbitro lo valuta come fuori dall'area di rigore, ma bisognerà andare a rivedere. Mentre è scomparso il pallone, l'arbitro chiede che arrivi un pallone, ne arriva uno di riserva dalla panchina della Trapani. Catania che può battere questo calcio di punizione. Arriva un altro pallone, Beters lo gira alla panchina della Catania. Francesco Lodi sul punto di battuta, ma potrebbe essere anche il punto di Rapisarda, perché Lodi da lì, dal vertice di sinistra, potrebbe provare una magia, ma reputo che sia più una posizione di Rapisarda quella che di Francesco Lodi, o no? Io credo che sta palla la metteranno in mezzo, bisogna vedere se verso la porta o a rientrare. Oppure appoggio corto di Rapisarda e battuta al volo di Francesco Lodi. Io opto per la prima delle due valutazioni, ma evidentemente poi facciamo un pastrocchio. Vitale si porta la palla fuori e si riparte con una rimessa con le mani a favore della Trapani. 3 minuti e 42 secondi già trascorsi. Si è cercato uno schema che era abbastanza improbabile, perché con tutti quei giocatori dentro l'area pensare di poter trovare
sorprendere la difesa del Trapani con uno schema per l'uomo sul secondo palo che si doveva staccare per andare a prendere sta palla, veramente improbabile. Diciamo che finiamo questo campionato con un piccolo pasticcio, anche per come abbiamo visto girare ruoli e giocatori nei secondi 45 minuti, ma il Trapani ovviamente chiama a raccolta i 3.000 e passa tifosi dello stadio provinciale a tifare per cercare di ottenere questa vittoria che porterebbe ovviamente il Trapani a giocarsi in pompa magna playoff, ma adesso con anche un uomo in meno il Catania non riesce a mordere il Trapani. Mancano 8 secondi alla fine dei 5 minuti di recupero. Lorenzini, l'appoggio sulla versante di destra dove gioca Fortignole, si fa vedere Francesco Lori che scodella al centro dell'area di rigore, una serie di rimpalli, poi la sfera che viene allontanata, tutto regolare, dice il direttore di gara. Il Trapani può sollevarsi, ma ancora l'arbitro non dice che la partita è finita. Francesco Lori parla con il direttore di gara, vorrebbe un contatto all'interno con un abbraccio, l'arbitro non se la sente, calcio di punizione e adesso andremo a capire quanto ulteriore recupero, perché sono trascorsi 35-38 secondi oltre i 5 minuti che sono stati già assegnati come recupero in questo secondo tempo.